Gestiamo questo campeggio dal 91 e ci siamo innamorati del posto e quindi da questo amore è nata una nuova attività, un nuovo lavoro e lo portiamo avanti con passione dal 91. L'isola dei Gabbiani è un paradiso, quindi la natura qua si è data da fare ed è sicuramente un grande punto di forza. E noi facciamo del nostro meglio per far sì che questa bellezza naturale non vada sprecata. Le famiglie con bambini verranno accolte da chi bambini ne ha 3 e quindi sanno cosa vuol dire andare in vacanza con i bambini. Per cui ci stiamo impegnando molto per far sì che i servizi siano adeguati alle famiglie. Le famiglie che vengono all'Isola dei Gabbiani sono famiglie che hanno voglia di libertà, di poter vivere l'aria aperta, ma con il comfort di alloggi di pregio e di un campeggio che comunque è villaggio, che è curato in un certo modo per abbinare la libertà di chi ha voglia di scappare dalla città e godere le vacanze, ma senza rinunciare al comfort. Attività principali per i bambini più piccoli con l'animazione, c'è il mini club, dalle giochi con gli aquiloni alle giornate di pesca, si divertono molto. I bambini, i ragazzini un po' più grandi si divertono tanto con gli sport, qua ci sono tanti sport che si possono praticare, dal windsurf al kitesurf, il SUP, insomma ce n'è per tutti. I nostri alloggi, le nostre case sono tutte costruite con una certa filosofia, con un'attenzione particolare, con una certa coibentazione che fa sì che si sta attenti a questo, diciamo. L'aria condizionata è naturale qua, per cui la si usa il meno possibile e stiamo cercando di incrementare appunto la filosofia bio con l'installazione di pannelli solari, di luci a fotovoltaico. Vi invitiamo a trascorrere le vacanze all'Isola dei Gabbiani perché, come ha scritto un nostro cliente l'altro giorno, il paradiso esiste ed è qua e vi aspettiamo. Has maintained closest surveillance of the Soviet military buildup